In Sicilia non è Pasqua se non ci sono le cuddure o pupi cullova. Ma che cosa sono? Si tratta di biscotti tipici del periodo pasquale, inseriti anche nell'elenco dei PAT, ovvero i prodotti agroalimentari tradizionali della regione Sicilia. In sostanza si tratta di una pasta frolla, solo che la pasta frolla siciliana è a base di strutto e non di burro. Gli altri ingredienti sono la farina, il lievito, le uova, la scorza di limone grattugiata, lo zucchero e un po' di latte. Ciò che li rende particolari è la forma, infatti riprendono delle forme tipiche delle tradizioni pasquali, ovvero la colomba che è augurio di pace, le campane a festa o i nidi. Ma ci sono forme anche più laiche, come delle borsette o delle sagome di bambini o di bimbe con le trecce. La tradizione vuole che su questi biscotti venga posizionato un uovo che poi cuoce in forno, ovviamente chiaro richiamo pasquale. I pupi cullova o cuddure sono poi arricchiti da zuccherini colorati. Nel contesto siciliano c'è anche una ulteriore variante, ovvero le cuddure messinesi, che sono morbide perché sono fatte con un impasto di pane dolce fortemente aromatizzato con chiodi di garofano. Questo impasto è quello dei panini di cena, un prodotto tradizionale messinese che si preparano normalmente durante la Quaresima. La preparazione di questi biscotti dolci molto amati dai bambini è davvero semplice. Quanto alle forme potete sbizzarrirvi. C'è chi fa prima dei cartoncini disegnando una sagoma e poi ritaglia la pasta frolla sul cartoncino, ma vi assicuro, come vedete, che si possono tranquillamente fare anche a mano, intagliando la pasta frolla a forma di colomba o intrecciandola per ottenere nidi o borsette. In Sicilia le cuddure sono il tipico regalo pasquale e ne esistono diverse varianti, alcune delle quali molto complesse sia come fattura sia come disegno e con un grande numero di uova. Tra i miei ricordi più belli ci sono proprio mia madre e mia nonna che preparavano le cuddure per i nipotini, io e mio fratello, allo stesso modo in cui adesso io le preparo con la mia nipotina Arianna. Provate a farle con i vostri bambini perché sono sicura che si divertiranno molto a decorarle. Ovviamente si consumano il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, anche perché sono perfette da portare nei picnic. Da tradizione è un rito familiare spezzare la pasta frolla, liberare le uova cotte al forno e sgusciarle. Poi si mangiano alternati pezzetti di pasta frolla dolce e di uovo sodo, accompagnandole per gli adulti si intende con un bicchierino di passito di pantelleria o di marsala extrafine. Per me si tratta di un rito della memoria a cui sono estremamente affezionata e che trovo molto più bello, romantico e siciliano dell'uovo di cioccolato.